Buonasera a tutti e benvenuti a questa conferenza che sarà tenuta dal professor Saverio Russo. Non funziona. Funziona. Che sarà tenuta dal professor Saverio Russo, che è un socio dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Due parole sul professor Saverio Russo, che è già professore ordinario di chimica industriale presso l'Università di Genova, dove ha svolto essenzialmente la sua attività di ricerca e di didattica. Ha anche fatto parte per tanti anni del Consorzio Universitario Nazionale di Scienze e Tecnologia dei Materiali e si è interessato dalla parte, diciamo, dei polimeri, della sezione dei polimeri, e ha una produzione scientifica molto ampia, circa 250 pubblicazioni su riviste internazionali, e è sempre occupato dal punto di vista della ricerca e anche della didattica, possiamo dire così, di materiali polimerici, e specialmente quelli di alta, diciamo, si potrebbe dire di alte prestazioni, non viene il termine prestazioni, alte prestazioni. Oggi però non ci parlerà di materiali polimerici, lo potete vedere dal titolo. Il titolo è abbastanza intrigante perché ci dice perché le costruzioni degli antichi romani sono durate così a lungo. Svelato finalmente il mistero. D'altronde noi siamo abituati, specialmente nella nostra bella Italia, no? A vedere tante costruzioni romane, Colosseo e quant'altro, ancora lì belle salde, no? Rispetto forse a tante altre costruzioni più recenti che forse non sono così salde. E c'è la domanda che si fa, professor Russo, quindi è piuttosto pertinente, no? Come mai ci sono ancora e possiamo ancora vedere queste meraviglie? Ce lo spieghi? Benissimo. Ecco qua. Grazie. Buon pomeriggio. Cercherò di illustrare con qualche piccolo esempio e 3-4 slide alcuni dei tantissimi monumenti e tantissime costruzioni degli antichi romani che sono ancora in piedi, diciamo grosso modo da 2000 anni, poco più o poco meno. E cercherò anche di illustrare la nuova ipotesi per spiegare questa eccezionale durabilità che è venuta fuori da una splendida pubblicazione di poco più di un anno fa da un team internazionale su cui mi soffermerò più a lungo in seguito. Ma vediamo intanto alcuni esempi di durabilità di famosissimi monumenti e costruzioni degli antichi romani. Allora sta facendo Mm. dalla sbloccata. Sì, sì, va bene, va Sì, bene. si era solo bloccato. Ok, d'accordo. Bene, questo è un esempio, per esempio, famosissimo, il Pantheon, che è ancora in splendide condizioni dopo circa 2000 anni, vedete quando è stato costruito nel 126-128 d.C., e che a tutt'oggi rappresenta con la sua volta il monumento che ha una volta la più grande del mondo, volta in cemento non armato, con un diametro di oltre 43 metri. Questo è il Colosseo. Anche qui siamo in un periodo in cui è stato costruito tra il 70 e l'80 d.C. e abbiamo il più grande anfiteatro romano esistente al mondo. Questo è lo splendido mausoleo di Cecilia Metella sulla Via Appia Antica, costruito addirittura tra il 30 e il 10 avanti Cristo, quindi c'ha ben più di 2000 anni ed è lì di nuovo in condizioni splendide. E infine, come esempio, ho portato quello di un ponte di un acquedotto, Pont du Gard in Provenza, che è stato costruito anch'esso nel 17 avanti Cristo. Quindi siamo veramente, e qui ho fatto solo 4 esempi, di costruzioni che resistono mirabilmente nel tempo, senza deteriorarsi. Come mai?
Beh, le costruzioni, come vi dicevo, sono durate più di 2 millenni, anche quando erano in condizioni climatiche molto avverse, per esempio a contatto con l'acqua di mare, oppure in zone soggette a terremoti. E quindi è veramente sorprendente quello che ci troviamo ad ammirare a proposito delle strutture degli antichi romani. 1 anno e mezzo fa circa, una pubblicazione scientifica su una prestigiosa rivista, Science Advances, ha cercato di svelare questo mistero, avanzando delle ipotesi suffragate da solide sperimentazioni e anche da prove, sperimenti pilota. E questa loro eccezionale durata, secondo la spiegazione di questo team internazionale, spiega come il calcestruzzo degli antichi romani fosse un materiale che si riparava da solo, autoriparante. Io 6 anni fa qui ho raccontato cosa fossero i materiali autoriparanti, come si preparano, da che famiglie di prodotti vengono fuori, ma non sapevo ancora ovviamente nulla di questa storia, che si sposa però abbastanza bene con quello che a suo tempo avevo raccontato. Bene, allora chiariamo alcuni termini che voi tutti conoscerete in modo ben distinto, ma pensando ad un pubblico che magari non è esperto di questo particolare argomento, ho qui richiamato le differenze sostanziali che esistono tra cemento e calcestruzzo. Il cemento, il più famoso è il cemento Portland, è un prodotto che viene fuori calcinando, cioè riscaldando ad alte temperature per un tempo prolungato, una miscela di carbonato di calcio, calcare, e argilla finemente presente in questa miscela. Il diametro, vedete qui, è inferiore delle particelle di argilla, è inferiore ai 2 micron. Se la temperatura è pari o superiore a 1500 gradi, si formano da questa calcinazione i cosiddetti clinker. I clinker vengono poi, quando vengono raffreddati, mescolati e finemente macinati con piccole quantità di gesso, tra il 2 e il 4%, e formano proprio quella polverina grigiastra che chiamiamo cemento. Se mescoliamo il cemento a sabbia, ghiaia ed eventuali additivi, si forma il calcestruzzo. Quindi userò questi due termini a seconda della loro pertinenza con l'argomento che tratterò. Un breve cenno all'industria del calcestruzzo e del cemento. È un'industria che ha un impatto ambientale enorme. Si parla dell'8% di gas serra globalmente prodotti da questa industria. E il fatto che mi ha colpito molto è che se questa industria fosse una nazione, sarebbe la terza dopo Cina e Stati Uniti nella produzione di gas serra. Quindi una rilevanza veramente notevole. Grosso modo, se vogliamo produrre una tonnellata di calcestruzzo, di cemento di calcestruzzo, si ha l'emissione di una tonnellata, perdonatemi questa unità strana per un gas, di CO2 in atmosfera. Qui sono le quantità di cemento, di sabbia, di ghiaia, di acqua che sono necessarie per produrre da 2 a 2 a 2 a 4 tonnellate di calcestruzzo. La produzione mondiale, con dati di 2 anni fa, è di 4,37 miliardi di tonnellate.
Quindi capite la rilevanza di questo argomento. Ma torniamo un po' agli antichi romani, che è l'argomento di questa chiacchierata. Bene, il cemento, o cementum in latino, significa legante, cioè materiale che è in grado di tenere assieme, rendere quindi omogenei, tra virgolette, sabbia, pietrisco, tutti gli altri additivi, che altrimenti, se non avessero questo legante, resterebbero disaggregati. Cosa pensavano gli antichi romani e cosa si è pensato fino a un anno e mezzo fa? Che fosse la spiegazione logica per questa eccezionale durata delle costruzioni degli antichi romani. Si pensava che il tutto fosse giustificato, questa eccezionale durabilità, dalla presenza di un materiale pozzolanico nella miscela, materiale derivante dalle ceneri di piroclastiche presenti nella zona di Pozzuoli dopo l'eruzione nel 70 d.C. del Vesuvio. E tant'è vero che insigni studiosi come Vitruvio e come Plinio il Vecchio hanno descritto minutamente la preparazione e la composizione della miscela, dando speciale risalto alla presenza di materiale pozzolanico. Quindi si pensava che queste ceneri derivanti dall'eruzione del Vesuvio fossero così importanti che venivano esportate in tutto l'impero romano e venivano utilizzate ovunque i romani avessero bisogno di realizzare una loro costruzione di particolare pregio. Come vi ho detto, un anno e mezzo fa è uscito su Science Advances un lavoro che dà invece un'interpretazione differente, molto differente da questa. Gli autori di questo studio internazionale sono di varia provenienza. C'è sicuramente uno studio che è stato condotto principalmente dal gruppo di ricerca di Admir Masic all'MIT di Boston, ma compare tra questi autori anche un italiano, Paolo Sabatini, su cui torneremo verso la fine della mia chiacchierata. È un lavoro che è basato, e il primo nome lo dice, sostanzialmente sul lavoro di dottorato di ricerca della dottoressa Seymour, che insieme a Admir Masic, che è il capo di questo gruppo internazionale, ha contribuito alla maggior parte dei risultati di ricerca che vi illustrerò. E qui vi presento i due ricercatori, alla vostra sinistra Admir Masic e alla destra ovviamente Linda Seymour. Bene, quali sono le basi di questa importante scoperta? Le basi sono le seguenti. In tutti i calcestruzzi antichi romani si trovano delle millimetriche inclusioni biancastre aghiformi di qualcosa che, grazie alle tecniche analitiche moderne, quali ad esempio la spettroscopia EDS, che vi illustrerò brevemente tra un istante, hanno sottolineato l'identificazione di queste inclusioni biancastre millimetriche aghiformi, carbonato di calcio. Quindi in qualunque costruzione antica romana, a qualunque latitudine, si trova del carbonato di calcio sotto forma di aghetti finissimi
inclusi dentro il calcestruzzo. Come mai del carbonato di calcio è presente in tutte le costruzioni degli antichi romani? Non c'è spiegazione diversa dal fatto che devono concorrere due fattori per formare carbonato di calcio all'interno dei calcestruzzi. La reazione deve essere condotta ad alta temperatura. Infatti, le prime due parole della pubblicazione che vi ho presentato un attimo fa era hot mixing, quindi miscelazione a caldo. Se non c'è miscelazione a caldo, non si produce carbonato di calcio. Ma non si produce se non c'è calce viva. Allora, ci torneremo tra un istante sul termine calce viva e sulla distinzione tra calce viva e calce spenta, ma vi posso già dire che in tutte le formulazioni moderne di preparazione del calcestruzzo, in tutto il mondo si usa calce spenta, mentre gli antichi romani in tutte le loro formulazioni usavano calce viva. Vedremo il perché. Il tutto è stato scoperto con varie tecniche analitiche su cui non mi dilungo, ma in particolare utilizzando la spettroscopia EDS cosiddetta. Senza entrare nel dettaglio della spiegazione tecnica di come funziona questa spettroscopia, qualcosa la potete già leggere in questa presentazione, in questa schermata, diciamo che gli spettri che si ottengono dalla registrazione dei segnali delle sonde che vengono utilizzate, bene, permettono l'identificazione della composizione chimica punto per punto del materiale, quindi si identifica l'elemento chimico che è presente nel calcestruzzo, in un certo punto del calcestruzzo, e anche la sua concentrazione, perché l'altezza dei picchi dà una misura della sua concentrazione. Allora, come vi dicevo, gli antichi romani partivano sempre da calce viva e non da calce spenta, e questa calce viva veniva cotta in forni ad alte temperature. Quindi c'è l'aiuto di entrambi i fattori per spiegare quello che sto introducendo. Vediamo un po' che differenza c'è tra calce viva e calce spenta. È l'unica slide su formulette chimiche, quindi non vi preoccupate, mi fermo qui. La calce viva è ossido di calcio. Basta arrostire alla temperatura di almeno 800 gradi del carbonato di calcio, del calcare, e si forma ossido di calcio, calce viva, con la liberazione di una molecola di CO2. La calce spenta è idrossido di calcio. E come la spegniamo? Come arriviamo alla calce spenta? Con l'acqua, naturalmente. Basta mettere calce viva a contatto con l'acqua e si forma idrossido di calcio, calce spenta, con una reazione che è fortemente esotermica. Pensate che da temperatura ambiente, se mettiamo a contatto queste due sostanze, calce viva e acqua, la temperatura si innalza anche fino a 200 gradi. Quindi è una reazione fortemente esotermica. È chiaro perché nelle formulazioni moderne si usa calce spenta anziché calce viva, perché è molto più pericoloso lavorare con calce viva, soprattutto da maestranze non adeguatamente preparate. Infatti io mi ricordo che da ragazzino, quando vedevo dei sistemi di raccolta di calce viva nelle campagne, i nostri genitori ci mettevano in guardia di non
entrare in contatto con loro, magari con un clima umido mentre stava piovendo, perché si potevano realizzare degli schizzi enormi di materiale caldissimo che poteva anche causare danni permanenti alle persone. Bene, hot mixing, vi ho detto, miscelazione a caldo, quindi cottura in forni ad alte temperature. Ai tempi degli antichi romani ovviamente il lavoro veniva eseguito da schiavi, quindi il problema della pericolosità della calce viva a contatto con l'acqua era in un certo senso trascurato, minimizzato. Scusate, vado troppo veloce. Ci sono alcuni vantaggi nell'usare le alte temperature. Intanto, le reazioni chimiche che si formano ad alte temperature, magari a temperature più basse, non avvengono. Inoltre, la temperatura accelera anche notevolmente una reazione chimica. L'effetto temperatura sulle reazioni chimiche è una notevolissima accelerazione, che per i romani, che erano gente pratica e interessata più alla realizzazione del prodotto che a tante altre filosofeggianti teorie, significava una reazione più veloce, una costruzione in tempi più brevi. E questi erano i vantaggi, ma c'erano anche degli effetti. L'effetto principale su cui mi soffermerò era la formazione di piccoli grumi di disaggregazione della calce viva che era mescolata insieme agli altri componenti nel preparare il calcestruzzo. A queste temperature l'ossido di calcio, la calce viva, si disaggregava e si creavano dei piccoli grumi, detti clasti, di calce viva che avevano, come vedremo tra poco, un'architettura micro e nanoparticellare. Era un materiale spugnoso, poroso, quello che costituiva il grumo di calce viva. E quindi un materiale sotto forma di clasto, cioè di piccolo grumo, che era fragile e molto reattivo, quindi era una fonte perenne di ioni calcio nell'immediato intorno del clasto. Questa fonte perenne che produceva soluzioni sature di ioni calcio quando entrava in contatto con l'acqua era la causa principale, l'unica, di formazione del carbonato di calcio in situ all'interno del calcestruzzo. Questo studio è stato condotto e ha portato a quella pubblicazione che ho citato prima a sud di Roma, nella Ciociaria, a Priverno, ma i risultati che sono stati trovati e che vi illustrerò tra poco sono stati trovati in tutte le costruzioni dell'impero romano, quindi non c'è stata nessuna tipicità, unicità nel discorso che vi faccio, ma anzi una considerazione, un'interpretazione del tutto generale. E come voi potete vedere dalle macchie rosse, quelli sono i clasti con dimissioni di qualche millimetro, grosso modo, distribuiti più o meno uniformemente all'interno del calcestruzzo. Questo studio è stato condotto su un unico frammento
di appena un paio di centimetri, prelevato dal muro di cinta del sito archeologico di Priverno. Ma come vi ho detto, i risultati sono generali, non c'è stata nessuna differenza nelle analisi condotte anche su campioni provenienti da diverse locazioni. Adesso di nuovo un po' di terminologia. Abbiamo parlato di clasti, cosa sono? Quindi sì, piccoli grumetti di calce viva. Invece gli aggregati di materiale piroclastico presente nel calcestruzzo degli antichi romani viene definito con il termine tefra. Per esempio, il materiale pozzolanico costituisce all'interno del calcestruzzo un agglomerato che chiameremo tefra. E infine usiamo il termine cache, che è un acronimo da Calcium Aluminosilicate Hydrates, e che tra poco introdurremo nella mia chiacchierata. Se per un qualche motivo l'interno del calcestruzzo antico romano presenta dell'acqua che penetra nel calcestruzzo, per esempio perché piove, c'è l'umidità risalita dal terreno, bene, la calce viva reagisce con l'acqua formando una soluzione satura di ioni calcio che, come abbiamo detto, possono cristallizzare formando carbonato di calcio. Oppure, e qui forse Vitruvio e Plinio il Vecchio avevano un po' di ragione, possono reagire con tefra, con materiale pozzolanico aggregato, per rinforzare ulteriormente il calcestruzzo formando cache, cioè gli aluminosilicati idrati di calcio vengono bene anche loro, aiutano il fatto che si sia formato del carbonato di calcio e abbia saldato le fessure, perché si ancorano ancora meglio al materiale lapideo presente nel sistema. Quindi sia Vitruvio che Plinio il Vecchio un po' di ragione ce l'avevano. E qui vedete in questa tabella la spiegazione da un punto di vista pittorico. Se consideriamo un test di laboratorio, una prova di laboratorio in cui prendiamo della cenere vulcanica, della sabbia, del tefra e del quicklime, che sarebbe in termini inglesi calce viva, aggregati di calce viva, oltre all'acqua, e facciamo il tutto portandolo ad alta temperatura nei forni di cui vi parlavo prima, avremo la formazione di un calcestruzzo con particelle di ossido di calcio in piccoli grumetti, clasti, piccoli grumetti anche di materiale aggregato, tefra, e se prendiamo in esame un una singola particella, un singolo clasto di ossido di calcio e lo mettiamo in contatto con acqua in laboratorio, cosa succederà? La parte superficiale del grumo di ossido di calcio subirà una trasformazione in idrossido di calcio, quindi un'idratazione. È un termine che noi chimici non useremmo, ma gli scienziati di cui vi ho parlato finora non erano chimici e quindi hanno utilizzato termini impropri. Il cuore rimane ancora, del clasto rimane ancora a base di ossido di calcio. Lo strato superficiale si carbonata e si forma il carbonato di calcio. Questo in laboratorio. Se ora trasformiamo il tutto
in quello che succede all'interno di un calcestruzzo romano antico, vediamo che quando parte una microfenditura nell'interno del manufatto, questa microfenditura prima o poi incontrerà un clasto di ossido di calcio. Qui voi vedete la penetrazione dell'acqua all'interno del clasto con formazione di carbonato di calcio e saldatura immediata in situ della rottura che avrebbe potuto procurare danni maggiori. E abbiamo detto che c'è una seconda possibilità, la reazione con tefra per formare cash. Anche questo contribuisce alla stabilità a lungo termine, anzi a lunghissimo termine, delle costruzioni degli antichi romani. Ma la cosa principe che permette di non avere dubbi sulla spiegazione avanzata da questo gruppo di ricerca è un esperimento pilota. Nell'esperimento pilota si produce in laboratorio un calcestruzzo simil romano, cioè preparato a caldo con ossido di calcio, calce viva, secondo le antiche formulazioni degli antichi romani. Bene, lo si confronta come comportamento con un calcestruzzo preparato invece secondo le tecniche moderne. Si procura una microfessurazione in entrambi i campioni e si versa dell'acqua in continuo su entrambi. Dopo 14 giorni queste microfessurazioni nel calcestruzzo simil-romano sono completamente chiuse, rimarginate, mentre l'acqua continua a scorrere nel calcestruzzo moderno. Quindi anche a mio parere questa è una prova cardine per le ipotesi che sono state avanzate. E qui voi vedete in pratica quello che vi ho raccontato a parole, la presenza di clasti più o meno delle stesse dimensioni, sia in quello antico, nel calcestruzzo antico, riga superiore, e nel calcestruzzo simil romano preparato in laboratorio. Sul calcestruzzo simil romano si intravedono poi queste linee molto sottili di carbonato di calcio che si è formato all'interno del prodotto che è stato fessurato. Allora quest'idea potrebbe anche essere utilizzata in termini pratici ora, perché no? Basta ideare delle formulazioni che tengano conto della preparazione utilizzata dagli antichi romani per mettere in commercio un nuovo tipo di calcestruzzo che avrebbe alcune caratteristiche importanti, tra cui la capacità di durare molto più a lungo di quanto facciano i calcestruzzi moderni e nello stesso tempo magari siano in grado di ridurre l'impatto ambientale, che come abbiamo visto all'inizio è un problema molto rilevante. E in realtà questa idea l'hanno già avuta due degli autori della pubblicazione che vi ho presentato. Admir Masic insieme a Paolo Sabatini hanno fondato una società con sede in Italia che si chiama DIMAT, è insediata nel Friuli e che produce non il materiale ma la formulazione nuova, moderna, di un prodotto che hanno chiamato D-Lime e che ora
e commerciale, in particolare negli Stati Uniti, dove hanno un insediamento rilevante. Beh, questo D-Lime, formulato da loro, produce meno CO2, 20% in meno, che è un dato significativo, e soprattutto è molto più economico. I costi sono ridotti al 50%. Come vi ho detto, la DIMAT è sbarcata negli Stati Uniti, che sembra essere un mercato di particolare interesse da sviluppare, ma soprattutto l'idea che hanno lanciato e che secondo me hanno già in parte realizzato, perché ho cercato aggiornamenti sul loro sito e si intravedono discorsi interessanti, l'utilizzo di stampanti 3D per produrre un calcestruzzo su misura, solo quello che serve, con caratteristiche ottimali e quindi autoriparante e loro dicono ecologico, insomma il termine è un po' abusato e non mi soffermo. Bene, vi ho fatto vedere che faccia avessero i due ricercatori di prima, abbiamo tirato in ballo il terzo, Paolo Sabattini, è l'amministratore delegato di questa società che si chiama DIMAT, in Friuli, un grande imprenditore illuminato italiano. Ne esistono ancora alcuni, almeno. E lui è uno di quelli. Ha grosse interazioni internazionali con diversi centri di ricerca. Quando ha visto l'importanza dei dati che gli presentava Admir Masic a un convegno, ha subito visto l'utilità di mettersi in società con questa persona e direi che anche questo è una bella notizia per tutti noi. Ma lasciatemi utilizzare ancora un paio di minuti del vostro tempo per raccontare un paio di cose su Admir Masic. Abbiamo detto il principale investigatore di questo gruppo di ricerca. È un profugo bosniaco ai tempi della guerra dei Balcani. Si rifugia in Croazia per sfuggire ai problemi della guerra. In Croazia studia da perito chimico, vince quasi tutte le gare, chiamiamole Olimpiadi come le chiamiamo da noi, in Croazia, entra in contatto con un gruppo di volontari italiani di Torino che si chiamano Azione Pace e che interagiscono con lui per portare aiuti in Bosnia, guerra finita, e utilizzarlo, immagino, come traduttore. Alla fine della guerra, quando loro stanno per rientrare in Italia, lo convincono a seguirli, a iscriversi all'università a Torino, gli trovano casa, gli trovano soldi con la rete di benefattori che conoscono a Torino. E lui si laurea in chimica nel 2001, 110 lode ovviamente, fa un dottorato in chimica fisica. Ho riportato il titolo perché ricorda un po' il suo cammino successivo. Lavora al restauro della Reggia di Venaria con la regione Piemonte quale assegnista di ricerca. Ma essere assegnisti non basta per avere il permesso di soggiorno. Quindi viene espulso dall'Italia, accolto a braccia aperte in Germania, dove va a lavorare in un prestigiosissimo centro di ricerca, il Max Planck, quello sui colloidi e le interfasi. Incomincia a frequentare il mondo della ricerca internazionale, viaggia, presenta dei lavori, entra in contatto
con altri gruppi di ricerca in Israele, Stati Uniti, attualmente è diventato professore all'MIT di Boston, che è considerato uno dei delle più prestigiose università al mondo. Come vi ho raccontato, prima dello sviluppo di Lyme c'è un brevetto preso di proprietà dell'MIT con Linda Seymour come inventore di questo nuovo tipo di preparazione del calcestruzzo. Ma non finisce qui la sua storia, qui tra qualche minuto la finisco io. Si occupa di sociale, in particolare di profughi di tutto il mondo. Fonda una struttura dell'MIT che si chiama Refugee Action Hub, che offre un programma gratuito di apprendimento scientifico, computer science, quindi informatica, ma anche management, a 150 profughi brillanti di grande ingegno in tutto il mondo. Riesce quindi a portare ad acquisire questo tipo di cultura gente che proviene dalla Giordania, Uganda, Afghanistan, Grecia, Uruguay, eccetera, eccetera, dove ha creato degli hub proprio per delocalizzare la formazione di queste persone, rifugiati di tutto il mondo. Lui è stato un rifugiato e non si dimentica di questo. Pare che ce ne sia in prossimo futuro, non si sa quando, qualcosa del genere anche in Italia. Si è ribloccato. E come voi vedete nella denominazione che ha utilizzato per questo hub che ha creato, usa il termine action proprio per ricordarsi e ringraziare il collettivo Azione Pace di Torino. Quindi i suoi legami con l'Italia sono ancora fortissimi. Ora non si chiama più Refugee Action Hub, ha cambiato nome, vabbè, per esigenze di organizzazione della struttura. E qui finisco. La sua affermazione più interessante, secondo me, è quella in cui dice di essere bosniaco, ovviamente, di nascita, con un cuore italiano, un passaporto tedesco, il cervello in America e che si sente cittadino del mondo. Ma soprattutto è la seconda frase che mi è piaciuta. L'istruzione è il valore universale che elimina, annulla le diversità. Questo è il mio credo. Quindi ho voluto sottolineare questi aspetti, infine, alla fine della mia chiacchierata, proprio perché mi sono sembrati molto rilevanti sul piano umano, oltre che professionale. Vi ringrazio. Grazie, grazie Saverio per la bella relazione e anche per quest'ultima parte che è particolarmente toccante, visto quello che hai raccontato di questo ricercatore. Avete qualche osservazione da fare? C'è qualche domanda? Zani, perché no? Sì, forza. Solo una domanda bellissima, la ringrazio. L'avevo seguito sulle letterature, ma così bene no. È una cosa sola tecnica. Il mixing a caldo, come viene fatto? Cioè proprio tecnica in forno. E quindi, Cottura in forno ad alta temperatura. però
prima di metterlo nelle forme oppure nei sacchi e poi va messo nelle forme? Cioè è il processo che mi manca. Sì, su questo non ho approfondito, quindi non sono in grado di dare una No, risposta più o meno. certa, ma Si fa semplicemente forni ad alta temperatura prima di arrivare al prodotto finale, diciamo, da mettere nei sacchi o Ah, da... cioè, quindi o può di- essere sì, messo poi nei sì, sacchi, poi esatto, immerso con l'acqua, esatto, come esatto, sempre. esatto. Quindi sì. Grazie. Mi mancava. Sì. Abbiamo qualche altra domanda? Qualche altra curiosità? Ma Forza. dopo tutti gli altri. Non vedo domande, non vedo mani alzate, quindi ti passo. Innanzitutto grazie, è veramente interessante e molto bella. Le chiedevo questo. Dunque, Decidiamo del tu noi, Ah, va bene, grazie. anche con Zani. Mhm. E quindi il grosso mistero sarebbe in questi grumetti di calceviva che non si Esatto, sono spenti, esatto, quindi esatto. diciamo una incompleta miscelazione con Esatto, l'acqua, quindi esatto, quasi un errore rispetto a quello. esatto, però la possibilità di avere poi immediatamente, perché la struttura è nanoparticellare o anche Certo. microparticellare fragile, e avere a disposizione nei millenni una fonte perenne Sì, di ioni calcio. Quindi i grumi non sono un errore, ma di anche fatti, se lo sono stati nella preparazione, in chi aveva in mente la preparazione, ma si sì. sono rivelati una Sì, questa fortuna. è la mia seconda domanda, era questo: quanto fosse casuale, diciamo un non completo spegnimento della calce viva, e quanto fosse invece un proposito, probabilmente più casuale che un proposito, ma Sì, assolutamente sì. Gli antichi romani davano tutta la responsabilità alla pozzolana, alla cenere pozzolanica, quindi erano indirizzati verso un altro tipo di effetti che in parte c'erano, ma che non erano quelli risolutori. ecco, quindi sì, sì. E quindi la pozzolana poi è vetrosa, poi in effetti è cenere vulcanica, Sì, cenere quindi vulcanica, esatto. non era allegante, era allegato Sì, esatto, esatto. Formavano gli gli allumosilicati aggregati. invece invece sembra che abbiano comunque un ruolo Sì, importante. calcio, Esatto, alumino, sì, silicati silicati, di idrati calcio, di calcio. esatto. E questi Però sono, nella cottura venivano fuori esatto, come, esatto, perché sono, altrimenti certo, diventano certo, argillosi certo, se sono sì, crudi. sicuramente. Formidabile, una fornace di... Un'altra domanda Il tempo di indurimento di questa miscela rispetto al cemento normale più breve, dovrebbe essere più breve, Sì, perché la preparazione di questa miscela la prima. avviene ad alta temperatura, Qua. quindi le reazioni chimiche sono accelerate, sono sicuramente molto, molto più veloci. Prima lo butto caldo nella forma, no. Questo I è una romani delle come cose, facevano? tante cose che non so. Mi sono appassionato all'articolo, l'ho letto più volte, l'ho portato anche qui con me, ma non ho trovato traccia di questo particolare. Grazie. Ho capito bene, se ho capito che l'autoriparazione, però per l'autoriparazione è imprescindibile l'entrata dell'acqua. Assolutamente sì. Se ci fosse un trauma, io non so se è fisicamente, non chimicamente possibile, che determina una fessura interna senza sbocco all'esterno, il tutto però diventerebbe inaccessibile all'acqua. L'acqua intendiamo la piovana, no? Sì, beh, anche per risalita dal terreno, insomma. Però se l'acqua non penetra è un materiale come un altro, si deve ritenere che l'acqua sia sempre penetrata in queste Sì. costruzioni. No, il discorso nasce dalle microfessurazioni, cioè se non ci fossero le microfessurazioni, il Sì, materiale è certo, eterno. no, davo per scontate le Esatto. microfessurazioni, poi Quando il però materiale incomincia a deteriorarsi, in che modo? Ad esempio per piccole fratture che si creano, questo è il posto ideale per l'acqua piovana, sì, sì. ad esempio, ad entrare.
però entrando incontra questi Certo. cubetti. L'acqua entra, cioè se c'è una fessura l'acqua entra, Esatto, ecco. infatti. Quindi vuol dire che la fessura è sempre in contatto con l'esterno, Sì, che sì. sia l'esterno esterno o l'esterno dal suolo. Esatto. Grazie. Prego. È già commercializzato e utilizzato questo? Sì, voglio dire, se uno va sul sito, per esempio scrive D-Lime, vede che è possibile acquistare la formulazione basata sulle loro ricerche, che consente poi di produrre questo materiale con i vantaggi che vi ho illustrato: meno CO2 prodotta, costi inferiori del 50%. Quindi si insiste sulla necessità di avere delle formulazioni calibrate esattamente per quel tipo di applicazione che si ha in mente. E loro hanno studiato a lungo quali erano i fattori più importanti da tenere presenti, per esempio la granulometria della calce viva nelle loro formulazioni e anche il tipo di dispersione di questi microgranuli all'interno del manufatto. Quindi ci sono dei limiti molto rigidi nelle loro formulazioni perché il prodotto abbia tutti i vantaggi che loro dicono dovrebbe produrre. Come dico, è una startup, quindi una società che è appena nata. L'articolo è uscito 2 anni fa, quindi 1 anno e mezzo fa, quindi più o meno è in quel periodo che è nata questa società. Negli Stati Uniti sembra avere già un certo aver destato un certo interesse commerciale, però è da seguire, insomma, è agli inizi. Grazie. Mi scusi, professore. Però se ad esempio io volessi costruire un edificio, ecco, non è che devo farmi un impianto con i forni per scaldarmi, oppure posso avere già il prodotto per poi con gli operai installare. E questo procedimento, che appunto sulla fessurazione, che le microfessurazioni della parte esterna, però c'è anche il fatto che dentro c'è il ferro, il cemento armato, dal che in Germania usano metterci l'acciaio inox e non il ferro in certi edifici, apposta per evitare la ruggine e l'acqua entrando dentro la fessurazione. Questo è un primo problema. Il secondo problema è la commercializzazione, perché io che sono un'impresa non posso crearmi una fabbrica per fare il prodotto, oppure avere un aiuto che loro facciano qualcosa come start-up, eccetera, di prova che poi serve anche per l'amministrazione pubblica, perché quando io costruisco un edificio poi devo pagare un'assicurazione. Se io ho una garanzia del genere, l'assicurazione mi viene abbassata, quindi c'è anche un vantaggio economico che mi porta sull'edificio. La terza cosa è la cenere vulcanica. Ora, io ho lavorato all'Enel negli impianti e poi sono stato anche a Chernobyl. A Chernobyl sa che c'è stato quel famoso fallout e c'è sempre quel focherello acceso. Come Enel e come Sogin avevamo proposto per spegnere il focherello di buttare la cenere del Vesuvio, che però i francesi e gli americani, per i loro interessi, ci hanno bocciato. Però adesso loro devono rifare quel mastodonte carcassa che hanno costruito e che sono morte più di 300 persone con gli elicotteri che posavano il calcestruzzo.
e adesso stanno valutando se eventualmente buttando un pochettino di cenere del vulcano, di qualche vulcano in giro per l'Europa, riescono appunto a fermare questo fallout. E quindi la cenere pozzolanica, che i romani già conoscevano appunto, è vantaggiosa. La terza cosa è che, esempio a Genova, gli intonaci sono diversi dall'intonaco a Certo. Torino, a Milano, eccetera. Certo. Qui si usa metterci l'idraulica, la malta idraulica, che è a base di calce spenta, che però in tutta la Liguria ce n'erano. Io quando studiavo mi dicevano che il cementramato dura 1000 anni, professori. E poi mi dicevano che la calce, c'erano i forni, qui in Liguria 40 forni. Adesso, se vuole della calce all'antica, l'unico forno è ad Albenga. Ecco. Quindi praticamente per poter fare quel procedimento dovrei andare ad Albenga a prendermi questa calce qui, perché da altre parti non so. E nel cemento che noi usiamo, che tutti noi usiamo, in realtà non c'è malta cementizia, ma c'è il 22% di ceneri delle centrali, oppure ceneri di animali morti, di distruzione e altre cose, che portano a un 32-33% di materiali inerti. Ed ecco perché non è malta cementizia, è malta cementizia più inerti. Grazie. Certo. No, mi scusi se ho No, fatto no. queste domande, ma erano proprio collegate. Vediamo se riesci a risponderne ad Beh, alcune. Ad alcune. Vediamo. Sicuramente loro, con la loro società, vendono formulazioni, non prodotto. Bisogna vedere se sono in contatto con intermediari che siano in grado di realizzare magari su piccoli impianti pilota, ma questo non compare dalla letteratura che ho cercato, dalle indagini in rete che ho fatto. In America probabilmente troveranno degli interlocutori molto più vivaci, molto più disponibili rispetto a quello che è la situazione italiana, su cui non mi pronuncio. Esatto. Sì, esatto. Ok, sulle pozzolane puoi dire qualcosa sul fatto che possano essere utilizzate? Non lo so. Ignoro i benefici delle pozzolane, li ho scoperti guardando questo articolo. Mi occupo di tutta la cosa, polimeri, come diceva prima Adriana, quindi non sono in grado di rispondere. Ma comunque, dato che la startup, diciamo, è nata 1 anno e mezzo fa, è molto breve il tempo, quindi se sono rose fioriranno, ecco, uno potrebbe dire. Sicuramente è di interesse questo fatto, perché basta pensare che è spaventoso il numero che è stato dato prima relativamente alla CO2, per esempio, corrisponde come se fosse la terza nazione produttrice di varie cose dopo Cina e Stati Uniti. Quindi qualsiasi azione per ridurre già quelle, sembra che questo potrebbe essere, insomma, potrebbe essere una cosa vantaggiosa, ma è una questione di tempi e di denaro anche, perché le questioni sono sempre molto collegate. Aspetta un attimo, che c'è il professor Pestarino che fa una domanda. Allora, intanto volevo ringraziarti per questa interessante e stimolante comunicazione. In parte mi hanno preceduto, cioè io mi chiedevo, è vero che è uscito da poco questo articolo, però nel mondo scientifico, Science fa parte di una rete enorme, ci sono delle reazioni, tu hai detto di no, mi sembra che non ci siano reazioni. Capisco che il mondo industriale non abbia magari ancora recepito, non riesca a recepire questa cosa qua. I tempi sono però molto brevi, però da un punto di vista scientifico, altri centri che sicuramente ci sono, che studiano questi problemi, se da questi centri c'è stata una qualche reazione. Grazie. Che ho trovato io, grazie. La reazione che ho trovato io, ad esempio, è stata che
molti scienziati non coinvolti in questo tipo di ricerca hanno espresso su giornali di larga divulgazione dei pareri estremamente positivi su questo tipo di ricerca. Quindi diciamo, è stata accolta favorevolmente dalla comunità scientifica, che ha anche espresso su giornali di divulgazione non scientifica un parere positivo unanime, certo. Sì, sì. Poi diceva il collega, bisogna trovare i soldi. Certo, Queste certo. società sono piccole, quindi hanno bisogno di Non c'è capitale. dubbio, non c'è Però dubbio. se il mondo scientifico insomma, ha recepito e Certo. continuerà a recepire, può darsi che magari anche a livello Certo. industriale si arrivi a qualche... Grazie. Puoi fare l'ultima domanda? Chiudiamo con l'ultima domanda. Il cemento normale si fa in forno a 1500 gradi. Si può usare idrogeno invece che gas metano, come si fa adesso? Per fare caldo? Penso di sì. Penso di sì. Invece che metà. Che l'idrogeno poi lo fai con pannelli solari. Io tiro l'acqua al mio mulino. Sì, sì, il ferro lo so, si fa, ormai è sicuro, certo. Certo. Cemento pure. Quindi CO2 è zero. C'è da dire che però la CO2 è importante per il pianeta. Ma fa bene la CO2. Sì, appunto. Certo, no. La demonizzazione della CO2 mi sembra esagerata. No, ma perché ci scalda un po', quindi insomma brucia un po' gli alberi. Mangiano CO2 L'eccesso. L'eccesso. Che non c'è stato questo eccesso di produzione da parte del mondo industriale, no? La natura è andata avanti benissimo, Sì. perché aveva una quantità giusta di CO2. Adesso c'è un sembra che siano un po' esagerazioni queste. Comunque, guardi, se non ci fosse CO2 avremo una temperatura, non so, di meno 15 gradi, la temperatura media, quindi è bene che ci sia un po' di CO2, però non troppa. Ma su livelli però di scala geologica, qua siamo su delle scale... Lo le faccio rispondere dal professore. Mi permetto di intervenire su questa cosa perché abbiamo fatto 2 conferenze in merito, l'anno scorso, 2 anni fa. Il discorso di fondo è che le ere geologiche hanno richiesto ere geologiche per fare un cambiamento. Oggi noi assistiamo a un cambiamento in 50 anni, il che è diverso. Noi abbiamo in 50 anni portato da 300 parti per milione l'anidride carbonica nell'aria a 450. Attualmente siamo a 450 parti per milione nell'aria, determinati semplicemente da quanto noi buttiamo e mettiamo in aria in termini di CO2. La CO2 poi è un gas serra. È essenziale per il pianeta, è essenziale per la vita del pianeta, però non è noi in questo momento l'abbiamo prodotta talmente tanta che la vita nostra non riusciamo a smaltirla. Un'altra cosa, quanta anidride carbonica emettiamo noi umani? Ogni volta che noi respiriamo buttiamo fuori l'anidride carbonica. Se noi aumentiamo la popolazione a 5 miliardi di persone, quanta anidride carbonica buttiamo nell'aria soltanto perché dobbiamo vivere? Poi dobbiamo esistere. Prima dobbiamo vivere, poi esistere, cioè significa che dobbiamo produrre energia per poter vivere. E quindi questa cosa ci comporta ulteriormente di cosa facciamo? L'energia da che cosa troviamo? Bruciando. Tutto ciò che brucia produce anidride carbonica. Qualsiasi cosa che lei bruci produce anidride carbonica.
Se non bruciano non produce nulla, non produce anidride carbonica. Quindi il discorso è modificare il problema delle emissioni. Tutte le emissioni, quelle che hanno considerato a livello Annibale che ha attraversato le Alpi, ma ci sono stati dei periodi in cui sono stati chiamati, ci sono dei periodi che sono stati chiamati microglaciazioni e micro periodi caldi. Ma micro periodi caldi, questi periodi caldi erano a temperature estremamente basse, estremamente variazioni molto modeste. Durante una glaciazione, lei sa quanta è stata la variazione globale del pianeta per abbassare la temperatura? E sono state le glaciazioni volute 3 gradi, 3 gradi di abbassamento medio della temperatura hanno portato le glaciazioni, e 3 gradi in 50.000 anni. 3 gradi in 50.000 anni. Noi siamo arrivati che il tetto della temperatura che è stata prevista di aumento a partire dal 1900 ad oggi, al 2030, era stato proposto col Trattato di Parigi che non si dovesse superare 1,5 gradi di temperatura. Il 1,5 gradi di temperatura è stato superato l'anno scorso e quest'anno, in cui siamo arrivati a 1,6 gradi, 1,7 gradi di temperatura media su tutto il pianeta. Quest'anno è l'anno più caldo in assoluto rispetto all'anno scorso, e l'anno scorso era l'anno più caldo in assoluto rispetto agli anni precedenti. E l'anno prossimo è probabile che sarà ancora più caldo di quest'anno. Il disastro non è determinato. Ci sono condizioni che cambieranno qualche cosa sicuramente, però a un certo momento bisogna pensare a modificazioni o del modo di vivere, oppure dobbiamo anche porre dei veti di emissione a livello globale, ma questo dobbiamo colpire fondamentalmente quelli che producono di più. Oggi come oggi la Cina sola, sola la Cina, produce e emette in aria circa 13 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno. Nell'ultimo anno ha emesso 13 miliardi di CO2. E la CO2 che produce la Cina arriva in Italia dopo 3 mesi. Quindi l'evoluzione, la circolazione atmosferica fa sì che questa emissione in un punto si trasferisce in tutte e si distribuisce su tutto il globo. La quantità di CO2, quando facciamo una misura di CO2 nell'aria, delle quantità di CO2, la misuriamo in Italia così come la misuriamo in America. E questi 400 erotti parti per milione la troviamo sia in Italia, c'è un osservatorio specialistico che lo fa, dell'aeronautica, che fa misure regolari tutti i santi giorni per 365 giorni all'anno, e i suoi valori sono esattamente in linea con i valori che si hanno in America o alla Kilauea o alla pesca d'oro. Quindi il problema di fondo è questo. Il dramma è questo. Altro aspetto viceversa sono gli effetti che noi assistiamo. Oggi cosa hanno detto? Hanno previsto che c'è una cosiddetta corrente o fiume d'aria che sta arrivando sull'Italia. Un fiume d'aria. Questo sta portando una paurosa perturbazione, ma noi siamo preparati a risolvere questi problemi. Questi problemi continueranno, i temporali ci saranno, le alluvioni continuano a esserci. Facciamo qualche cosa per mitigare questi aspetti. Noi ci riempiamo la bocca per ridurre le emissioni di CO2, ma non facciamo niente per mitigare la situazione. Se noi domani, oggi, da quest'oggi stesso, smettessimo di produrre CO2, quanto CO2 rimane nell'aria? Non l'aveva mica eliminato. Quelle 450 parti per milione che noi abbiamo nell'aria oggi ci rimangono, ma ci rimangono per 200 anni come minimo. Quindi pensare di poter tornare alla situazione che
che noi avevamo nel 1900 o 1950, ci mettiamo almeno 200 anni. Ciò significa che i fenomeni catastrofici che noi oggi abbiamo continueranno a persistere e esistere su tutta la Terra. Quindi dobbiamo spendere quattrini per fare anche opere di salvaguardia delle condizioni che adesso abbiamo. Gli aerei emettono queste scie chimiche. Ci sono gli armatori hanno detto testualmente. Allora, ringrazio. Bene, adesso abbiamo fatto È stato relatore dei 2 seminari che abbiamo fatto sulla transizione energetica ed ecologica. Qui avete il Debian, il 10 ottobre si fa la prima sessione del forum sul cambiamento climatico, dove verranno rappresentanti di tutta Italia, specialisti a parlare di questi argomenti, e siete tutti invitati. Grazie. Questi argomenti verranno poi anche ripresi, come si sa. Allora, ringraziamo ancora il professore Russo che ci ha raccontato una cosa molto interessante e poi ci ha spinto su questa discussione. Grazie a tutti.